Protesta dell'acqua non dico niente perché io lavoro in silenzio. Io da parte mia ho anche individuato 4 pozzi nel territorio di Santo Stefano e Custina, scusate, pozzi esistenti ma mai utilizzati. La interrogazione che abbiamo presentato era proprio per avere chiarimenti su questi 4 pozzi che era stato detto in silenzio erano stati trovati. In realtà bisogna dirla fino in fondo, questi pozzi si conoscevano da tempo e quindi non li ha trovati nessuno di nuovo. Ed erano 2 pozzi di questi che erano stati chiusi per le notizie che arrivano e che avevamo all'epoca. 2 pozzi erano già stati chiusi per delle interferenze di falda e credo che addirittura in uno di questi ci sia una sentenza del Tribunale delle Acque che lo dichiara assolutamente inutilizzabile perché c'erano delle interferenze nella falda e quindi non utilizzabile. Forse addirittura uno, se mal non ricordo io, per le notizie che arrivavano a Lati, era un pozzo addirittura chiuso con cemento armato, eccetera, perché proprio c'era una sentenza del Tribunale delle Acque, quindi forse aveva trovato il blocco di cemento armato il sindaco Mici che pensava che sotto il blocco di cemento armato c'era dell'acqua. Quindi ma infatti prima di dire io lavoro in silenzio e ho trovato, e vi dico che ho trovato 4 pozzi, mentre l'acqua arrivava ogni 20 giorni, prima che uno comunica, lo so bene che il sindaco, prima di comunicare cose che sono fuori di chiave, aspetta un attimo e dice le cose per come sono, perché dire ad agosto che ha trovato 4 pozzi è cosa sbagliata, così come, e colgo bene l'intervento di Trupia, il sindaco quando l'onorevole direttore Cocina gli dice ne hai trovati i pozzi, il problema è che ha trovato lui in questo minuto Cocina, perché a Cocina bisognava spiegargli che i sindaci non cercano i pozzi, e quindi lui né digli dirigenti acque, come ci diceva Sicilia Acque, facendo la figura che ha fatto in un momento di disperazione della città. È chiaro che noi cittadini abbiamo l'idea di di avere a che fare con una barca che è senza il minimo di timone. Se a questo poi ci aggiungiamo che usciamo dicendo che troviamo 4 pozzi, cosa non vera perché lo sapevano pure le pietre di terra che non è vera, e oggi la risposta dà la conferma, ci dà la cifra di come abbiamo gestito e si voleva gestire l'emergenza idrica ad Agrigento. Se questo è il modo con cui vogliamo gestire l'emergenza idrica ad Agrigento, io molte notti ho pensato, ma se lo stesso livello di responsabilità che c'è oggi ci fosse stato quando abbiamo avuto il Covid ad Agrigento, probabilmente non ci saremmo più. Se il livello di responsabilità nella gestione della cosa pubblica fosse stato questo. Quindi i 4 pozzi, fateglielo dire perché noi l'ha lasciata in aria, dice io lavoro in silenzio e ho trovato 4 pozzi. Allora lui ha lavorato in silenzio e 4 pozzi, acqua, non ce n'è.